Legambiente ha presentato il suo rapporto annuale sui comuni ricicloni del Veneto. Il dossier analizza i dati di ARPAV che fotografano la situazione regionale dei rifiuti urbani. Dal documento di quest'anno emerge che il 2021 ha visto una graduale uscita dalla pandemia e una forte ripresa economica, fattori che hanno portato a una maggiore produzione di rifiuti in tutta la regione, pari a oltre 43.000 tonnellate in più rispetto all'anno precedente. Tra i premiati come comuni ricicloni c'è anche, per la prima volta, Rosà. È stato un orgoglio oggi, ricevere questo premio, per cui ringrazio Legambiente, la Regione del Veneto, ma soprattutto ringrazio i cittadini di Rosà che hanno permesso di ricevere questa premialità, che sicuramente è frutto di tanto impegno. Ringrazio le amministrazioni che hanno preceduto e vorrei dire semplicemente che questo non è un punto di arrivo, ma è un punto di partenza che ci porta ad impegnarci per migliorarci sempre di più sia sui temi del riciclo, per cui siamo stati premiati, ma soprattutto della raccolta differenziata, ma anche sulla sensibilizzazione dei nostri cittadini a partire dei ragazzi più giovani, quindi con nuovi progetti con le scuole e nuove proposte anche al di là della giornata ecologica che ogni anno ci impegniamo a fare nel periodo primaverile insieme ai nostri quartieri e alle frazioni.